C'è qualcuno che abbia intenzione di salvare la libera informazione? Si attendono adesioni per una lotta comune. Sabato è il giorno della fondazione riguardo la capitale della cultura. Approvato dalla Camera emendamento sui precari siciliani del deputato agrigentino Calogero Pisano. Appello del presidente Schifani a non sprecare l'acqua. Il dialetto siciliano a scuola, iniziativa di un deputato trapanese. Benvenuti su TVA Notizie. Apriamo con un servizio che riguarda le emittenti locali. Il rischio è di chiudere i battenti e noi non lo vogliamo per continuare a servire il territorio liberamente come adesso. Parliamo della crisi che riguarda l'emittenza locale, ovvero l'informazione libera, quella che dà voce al territorio. A voi telespettatori che attendete ogni giorno la messa in onda dei telegiornali locali come il nostro TVA Notizie, che da sempre fanno da sentinella attenta, facendo parlare tutti, politici e cittadini. Ed è la politica che deve intervenire schierandosi accanto alle emittenti locali per evitare che dai teleschermi scompaiano per sempre. Sarebbe un grave torto fatto anzitutto a voi cittadini, telespettatori, perché sarà difficile, se non impossibile, sentir parlare dei problemi che riguardano il vostro territorio. E allora bisogna stare uniti e fare squadra, salvando non solo le TV locali, ma il diritto della gente, il vostro diritto di sapere cosa succede attorno, vicino casa vostra, dove le nostre telecamere sono arrivate finora e speriamo continuino ad arrivare liberamente, senza censure, ma con estrema responsabilità nel servire il territorio comune per comune, così come abbiamo fatto finora. Agrigento, capitale della cultura, sabato arriva la fondazione. Margherita Trupiano. Agrigento, capitale della cultura, l'impasse sembra superata e sabato al foyer del Teatro Pirandello ci sarà la costituzione ufficiale della struttura, un grande passo che adesso dovrà mettere d'accordo politica e burocrazia che individueranno i nomi a cui affidare il ruolo di direttore generale e general manager. Saranno in tutto 9 i componenti, 5 dei quali identificati proprio dal comune di Agrigento. È top secret sui nomi, al momento l'unico che si fa è quello di Costantino Ciulla, che però dovrebbe lasciare la carica di assessore. Gli altri rappresentanti toccherebbero il comune di Lampedusa, EQUA e presidenza della regione. Sapremo dunque qualcosa in più sabato mattina. Intanto il cartello sociale oggi lancia un'iniziativa che vuole mettere al centro lo spirito costruttivo, chiamando a raccolta quanti sono disposti, dice in una nota, a mettersi in gioco affinché il 1 gennaio 2025 ci siano le condizioni per offrire ai tanti visitatori la migliore accoglienza e un programma esaltante. Iniziativa lodevolissima che bisogna vedere se verrà mai accettata, nella considerazione che il percorso fino ad ora, seppur a parole abbia voluto aprire a tutti la possibilità di dare un contributo di idee, nei fatti non è riuscito a concretizzare quella inclusività di cui si è parlato. Agrigento, capitale della cultura, è di tutti, e degli agrigentini, infatti, tutti. Precari siciliani. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento del deputato agrigentino Calogero Pisano. Questa notte in Commissione Bilancio è stato votato l'emendamento che riguarda i precari di tutta la regione siciliana. Nell'emendamento naturalmente è stato fatto il primo passo verso la stabilizzazione, tant'è vero che i comuni possono prorogare i contratti a tempo determinato fino al 2024, 31/12/2024.
e entro l'anno naturalmente proporremo la stabilizzazione a tempo indeterminato. Questo è un grande successo del governo Meloni e del governo nazionale, quale non lascia nessuno indietro, che dà la possibilità a tutti i lavoratori che per anni e anni sono stati a sostegno del comune, che hanno veramente portato avanti e che oggi sono fondamentali per portare l'azione dei vari comuni, soprattutto del Sud Italia. Finalmente, queste persone potranno cominciare a pensare a una loro stabilizzazione. Quindi è stato fatto questo grande risultato, è stato votato alle 3:30 di notte e quindi da ora si parte per la stabilizzazione effettiva di tanti lavoratori. Il presidente della regione Renato Schifani lancia l'allarme siccità e invita i siciliani a non sprecare l'acqua. Margherita Trupiano. Si paventano tempi bui per i siciliani che sono alle prese con una ulteriore emergenza in alcune zone, invero come la nostra Agrigento, oramai atavica, quella idrica, e con la quale i cittadini hanno imparato a convivere, in altre in cui dovranno probabilmente prendere esempio da noi. Il motivo è presto detto ed è nell'allarme lanciato ieri nel corso di un'intervista dal presidente della regione Schifani. Siamo l'unica regione del nostro paese, dice, in zona rossa. C'è una carenza di precipitazioni che si trascina da 8 mesi e che non si verificava dal 1980. In Sicilia, continua, viviamo grandi periodi di scirocco con vasti incendi in estate e durante l'inverno la siccità, per cui siamo davanti ad uno stravolgimento dell'ecosistema ambientale. E a suo dire la regione sta approntando le misure di emergenza e di contenimento della crisi, sperando nella pioggia, ma nella consapevolezza che quest'ultima non sarà sufficiente ad eliminare l'allerta. Di fatto sottolinea anche che il governo della regione non è ancora sul punto di chiedere un uso più morigerato dell'acqua alla popolazione, perché la situazione sembra essere ancora al limite. Ma Schifani dice: se saremo costretti lo faremo, con appelli alla popolazione a razionalizzare l'uso dell'acqua, qualcosa nella quale noi agrigentini siamo da sempre campioni. Il dialetto siciliano nelle scuole. La proposta è dell'eurodeputato Ignazio Corrao. Ci sono le interviste allo stesso Corrao, alla docente universitaria Marina Castiglione e all'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. Il patrimonio linguistico siciliano è un patrimonio straordinario e secondo noi è veramente importante fare dialogare dei mondi che non si sono mai parlati tra di loro, per esempio il mondo dell'arte, della cultura. Noi abbiamo straordinari attori teatrali, attori cinematografici, cantanti che utilizzano giornalmente nelle loro opere il siciliano, ma che difficilmente hanno dialogato magari col mondo accademico, col mondo scolastico, col mondo associazionistico. Quindi l'idea è quella di mettere queste realtà che fanno tanto per il siciliano su percorsi diversi, farli collaborare, farli mettere insieme e riuscire in questo modo a creare un percorso di valorizzazione concreto sulla base dell'impianto normativo esistente e su quello che si può migliorare. Nella Sicilia ci sono delle specificità che sicuramente mancano in altre regioni, ma ripeto, non è tanto una questione di campanilismo quanto una questione di arricchimento anche delle potenzialità espressive e comunicative di ciascuno di noi, e ce lo dimostrano di recente anche i successi di un autore come Andrea Camilleri, su cui forse nessuno avrebbe scommesso, sulla cui leggibilità nessuno avrebbe mai scommesso, e invece tutti siamo oggi in grado, dal Piemonte alla Liguria, dal Trentino sino al Lazio, di comprendere quello che viene detto negli sceneggiati televisivi dedicati a Montalbano. Io penso che il progetto della diffusione della lingua siciliana debba avere due diverse matrici: da un lato quella didattica e accademica, dall'altro quella emozionale. Bisogna portare gli artisti dentro le classi, parlare in siciliano, fare innamorare i ragazzini della lingua siciliana per farli ritornare a casa e parlare con la nonna di nuovo in siciliano. È l'ultimo giro, perché la prossima generazione non avrà questa fortuna. Altra seduta deserta del Consiglio Comunale di Agrigento per discutere di parcheggi.
Sulla strana vicenda interviene il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana, Arturo Cantella. Il gruppo consiliare comunale della Democrazia Cristiana di Agrigento interviene sulla seduta del Consiglio Comunale che per la seconda volta è andata deserta sul nostro atto di indirizzo relativo al progetto di finanza dei parcheggi. È un chiaro segnale che il sindaco non ha voglia di parlarne, affermano i consiglieri comunali della DC, un segno di debolezza, di superficialità e di arroganza. L'amministrazione comunale considera di pubblica utilità un progetto che in 20 anni porterà nelle casse di un privato circa 30 milioni di euro e nelle casse del comune appena 3 milioni di euro, ma non trova il tempo di dire alla città che ci sarà una ZTL a San Leone, che il porticciolo turistico diventerà un enorme parcheggio, che il centro storico sarà un enorme tappeto di strisce blu e che a fronte di questa svendita nessun nuovo parcheggio verrà costruito a servizio della città. Questa è la visione di questa amministrazione comunale, affermano i consiglieri comunali della DC, una visione di cui si vergognano al punto da far ripetutamente saltare le sedute del Consiglio. Non siamo contrari ai progetti di finanza e ai privati, ma questo è un progetto che non è equilibrato. Questo progetto, continuano i consiglieri della DC, deve essere rimodulato e pretendiamo che la società proponente venga a riferire in Consiglio Comunale sul progetto e mostri disponibilità a revisionarlo. Rappresentiamo una città che non vuole un'ipoteca sulla testa per 20 anni, a queste condizioni svantaggiose non molliamo finché il sindaco non viene in aula a spiegare il progetto di gara che necessariamente allo Stato deve essere sospesa. Il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana conclude il comunicato: chiediamo il sostegno di tutta la cittadinanza e delle associazioni e vigileremo affinché questa svendita sia bloccata. Il prossimo punto all'ordine del giorno è del mio gruppo consiliare. Noi chiediamo all'Aula di rinviare la trattazione a martedì alle ore 18. Non rimettermi alla volontà dell'Aula. Vista l'assenza del sindaco, onde evitare di fare il paio con queste delibere affrontate in maniera molto leggera, anzi invito tutte le associazioni a venire lunedì perché parleremo dei parcheggi, dell'esternalizzazione dei parcheggi in particolare a San Leone. Va bene, qui c'è la proposta da parte del consigliere Zicari. Il cammaratese Mario Bellino è il nuovo segretario provinciale della Lega. Succede a Carmelo D'Angelo che si è dimesso per motivi personali. Come sostenuto da Carmelo D'Angelo, il nuovo segretario Mario Bellino saprà affrontare e guidare le prossime battaglie politiche. Bellino è vicino alle posizioni dell'eurodeputata Annalisa Tardino. Veniamo alla protesta degli agricoltori. C'è stato un raduno a Palermo con in testa Sud chiama Nord, il servizio di Margherita Trupiano. Sono circa 150 tra agricoltori e allevatori provenienti da tutta la Sicilia per chiedere misure di sostegno al settore, quelli che si sono radunati in Piazza Indipendenza a Palermo di fronte alla sede della Presidenza della Regione. Ci sono anche 5 trattori autorizzati dalla Questura in piazza. Insieme ai manifestanti sono giunte anche decine di sindaci dei comuni siciliani. L'iniziativa di oggi nasce sulla scia delle manifestazioni che da settimane si svolgono in tutta Italia, in Europa, in Sicilia ed è promossa dal leader di Sud Chiama Nord Cateno De Luca con lo slogan San Valentino con gli agricoltori. E proprio ieri vi abbiamo riferito di una netta presa di posizione di una parte degli agricoltori che ha affermato che non avrebbe partecipato in polemica proprio con la politica che vuole usare la problematica per issare un vessillo in loro favore, mentre all'interno dei palazzi continua ad occuparsi di altro e così sostenere una crisi senza precedenti che sta portando al baratro migliaia di imprese agricole. Oggi pomeriggio alle 16 presso l'aula consiliare del comune di Palma di Montechiaro si terrà un'assemblea cittadina
promossa dalla CGIL per rilanciare la sanità pubblica e in particolare il locale poliambulatorio. Nella sala riunioni della CISL di Agrigento in viale Leonardo Sciascia si è riunita l'assemblea dei soci Anteas. All'unanimità è stato eletto nuovo presidente Giovanni Farrugia, vicepresidente Enzo Di Stefano. Si lavora in casa DC per la costituzione del coordinamento femminile. Il segretario provinciale Antonietta Vita ha conferito diversi incarichi nei territori di Agrigento, Canicattì, Licata e Sciacca. Una notizia di cronaca: c'è la condanna per furto e ricettazione, ma non per associazione a delinquere. A pronunciarsi è stato il giudice Stefano Zammuto del Tribunale di Sciacca a conclusione del processo che ha riguardato i furti di maioliche del XIX secolo avvenuti tra Sampuca di Sicilia e Sciacca. Siamo allo sport calcio, incontro amichevole oggi pomeriggio per l'Acragas a Cianciana. Domenica invece turno di riposo sempre per l'Acragas. Carmelo Lentini. L'Acragas, fermo dalla scorsa domenica, continua ad allenarsi regolarmente e questo pomeriggio, il giovedì, scenderà in campo a Cianciana per un galoppo amichevole contro la locale compagine che milita nel campionato di seconda categoria. In una recente intervista il DS Peppe Cammarata ha anche preannunciato l'arrivo di un giovane trequartista di grande prospettiva, classe 2004, che rappresenta un ulteriore segnale per il futuro biancazzurro. Dunque il calciomercato per l'Acragas non si ferma assolutamente. Anche domenica prossima, invece, del 18 febbraio, sarà vacanza forzata per la compagine di Marco Coppa, che dovrà osservare come da calendario un turno di sosta. Tutto rinviato dunque alla prossima sfida interna di campionato in calendario domenica 25 febbraio contro la compagine campana del Real Casalnuovo. Ma vediamo quali saranno le prossime sfide sino alla fine del campionato che dovrà disputare per prima all'Esseneto. Queste in ordine di calendario, dunque abbiamo parlato del Real Casalnuovo, poi ci sarà il Locri, la Novegea Virtus, la Cireale, il San Luca e dunque si concluderà il campionato con il Portici. Fuori casa invece si dovrà lottare contro il Canicattì, la San Cataldese, il Reggio Calabria, la Mezzaterme si è ritirata quindi salta e poi per ultimo il Siracusa. In totale mancano 11 gare alla conclusione del torneo, 6 gare dovranno disputarsi in casa, 5 invece fuori. Ma c'è una squadra che non ha intenzione di mollare e malgrado i suoi soli 4 punti in classifica generale sta cercando di andare avanti. È la Gioiese che non vuole arrendersi e che dopo aver sollevato Francesco Arcidiacono dall'incarico di allenatore della prima squadra, al suo posto ha il nuovo proprietario del club, perché è cambiata anche società, è subentrato Filippo Martino, il quale ha affidato la panchina a Ciccio Cozza, ex calciatore della Regina in Serie A, in quanto si spera ancora in questa salvezza. Un profilo di alto livello per cercare di risollevare una classifica decisamente deficitaria. E con lui arrivano anche alcuni giocatori di grande spessore, come il difensore portoghese 2001 Diogo Bebé, che è proveniente dal Brito, da una quarta serie andalusa. Poi c'è Bruno Teliz, un centrocampista uruguaiano. E infine poi ci sarà anche l'attaccante Cerro Largo, Marcel Vasil, e tutti i giocatori che vengono dall'est europeo. Infine ci sarà pure Seroe Titizian, un trequartista classe 2000 dalla doppia cittadinanza armena e francese che proviene dalla Premier League armena.
Dunque, nulla di scontato e a 11 giornate dalla conclusione, le squadre che si trovano in fondo alla classifica della Serie D Girone I praticamente non intendono mollare. Ci sono parecchi punti ancora da giocarsi e quindi la Gioiese ci spera tantissimo. Fortunatamente, tra virgolette diciamo noi, la Gioiese è stata affrontata per ben 2 volte all'Agregas che ha vinto convintamente. A 10 giorni dalla partenza della mezza maratona della Concordia, prevista per le 9:30 di domenica 25 febbraio, sono già 1000 gli atleti partecipanti che arriveranno anche dall'estero. La gara è giunta alla 20ª edizione. E con questo è tutto. Grazie per la vostra attenzione.